Pronti? 1, 2, 3. Ed è subito valido il primo segnale con Eloy Joe Francis che si avvia veloce davanti a Amos Rab. Mentre è partito svelto anche Baldur che si porta poche battute su Eloy Joe Francis. Baldur insiste nella sua progressione. Eloy Joe Francis in vantaggio. Baldur che agisce al suo esterno. Alla corda c'è Amos Rab. Poi vediamo anche Carpe Diem Col per corsie esterne. Mentre in terza posizione alla corda c'è Boa Vista Pax, se ne vanno i primi 400 in 31,1 con Eloy Joe Francis che continua a guidare dopo 600 metri in 47,4, all'esterno si è adeguato Baldur. Amos Rab rimane lì a contatto, poi Boa Vista Pax, ancora Carpe Diem, quindi Anteo del Ronco che è già in posizione terza pariglia esterna ed è seguito dall'altro penalizzato Denalda OP. Se ne va intanto il chilometro iniziale in 1:18,8 con Eloy Joe Francis che guida su Amos Rab, Baldur che si impegna per corsie esterne, poi Carpe Diem Col che precede Anteo del Ronco, cavalli a un giro dalla conclusione. Parziali 14,9. Baldur insiste a lato di Eloy Joe Francis, Amos Rab rimane a contatto, poi Carpe Diem Col, ancora Teo del Ronco in terza pariglia che accenna a spostare all'esterno ai 600 finali, alla corda c'è Boa Vista Pax, non è cambiato nulla tatticamente, ora però Eloy Joe Francis allunga con estrema decisione, mettendo in difficoltà Baldur e anche Amos Rab che comunque rimane in seconda posizione lungo la corda. Lo scatto intanto di Anteo del Ronco che viene via in terza ruota quando siamo a 300 dalla conclusione. Intanto però Eloy Joe Francis ha preso vantaggio importante. Siamo all'ingresso addirittura con Eloy Joe Francis che se ne va per proprio conto e va a vincere nettamente la lotta per il secondo posto. Vede sul palo emergere Boa Vista Pax che ha ragione di Amos Rab. Niente da fare dunque per Anteo del Ronco favorito, ma vince Eloy Joe Francis da lontano con un percorso di testa davvero notevole, 28,5 a chiudere dopo un 28,9 di penultimo quarto, ed era dura davvero risalire a questi ritmi. 1,16 il ragguaglio conclusivo per Eloy Joe Francis, presentato in maniera perfetta da Massimo Trevellini, guidato da Maurizio Cheli con la consueta perizia. In vantaggio Eloy Joe Francis si è reso imprendibile, vittoria nettissima sul traguardo per questo allievo del signor Massimo Nelti. Ripeto, Massimo Trevellin al training, Maurizio Cheli al insediolo. Vittoria nettissima per Eloy Joe Francis, al secondo Boa Vista Pax, al terzo Amos Rab. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per il 6 gennaio con il Gran Premio della Vittoria.